I sitiatima chi a Preum, un biel comune seppur piccolo, te valato dal tagliamento. E pensate che Preuma prima dal 1900 aveva 952 abitanti. Dopo l'uscini che le ha qui presente, giovane, Anna Lenisa non dicerà in che sono restati. Ecco, insieme a chi perché che due poemi di 21 anni gli hanno chiappato un'azienda agricola. Pensate, penso che siete la gioventù più giovane che porta in avanti un'azienda agricola di Chiaros. E allora mi sembra giusto domandare al cittadino di questo piccolo comune, di questa realtà piccolo ma bielo. Bielo, se non anche culturalmente, pensate al tasso di libri che l'uscini qui nos ha portato. Siete a me e siete all'operatore Celestino Vezzi. Allora, grazie Anna per la sua disponibilità. Giovane, 40 anni come Scinic, però noi è prima esperienza amministrativa, e ha fatto l'assessore, ha fatto il consigliere, insomma è partito del gavetto, c'è molto che va da fare per imparare a governare un comune. Ecco, che non conti di questa azienda giovane? Allora, questa azienda è proprio giovane, perché loro hanno attaccato che addirittura avevano iniziato a finire il quint'anni di superiore, quindi con cantiapati in gestione qui dal 2018, perché l'idea dell'azienda è nasciuta in Cemo dal 2010, dall'idea dell'ex sindac Andrea Martinis, che aveva sempre detto a Saresbier che in Ciapreon tornasse a Iessi da un'azienda agricola che mangiava ormai di anni. E Caprina, perché a Preon per tradizione avevano sempre le stiaras, no? Difatti non a Zuclamin i becks e tal nostro stemma è simbolo il bec. E quindi di questa idea dopo chiacchierando con la comunità montana vi hanno accettato l'accordo che Preon metteva tutti i terreni, aiutava in concessione alla comunità e la comunità costruiva solo una stalla, quindi chi viene la stalla col fenil, una lattaria e una concimaia, no? E dopo che hanno finito i lavori, nel 2018 abbiamo fatto un bando pubblico e hanno partecipato solo questi due giovani con la loro azienda appena costituita, diciamo che di prima stavano studiando, quindi loro per un anno hanno studiato, reggiuto la stiara, seguito tutti i lavori e come io vengo qui che sono già un par di anni che loro danno la loro vita per questa azienda. Insieme a questa noi siamo anche proprietari come comune della Malga Palace e tal bando era incluso anche questa malga che ha la sloggia, se quindi loro di stata vanno su in malga a Monticain lassù e dopo comunque questo periodo qui sono tornati su perché dopo avranno i piccoli anche a Canascin e quindi tutto il ciclo dalla vita aziendale. Beh, una una realtà giovanile, un grum dinamico, un grum energico. Ecco, il fatto di viola Chiaros, per vecchio era questa tradizione in tutto la Chiarnio, ma c'è che la Chiaro si contenta di tutto. Ecco, a me sembra per film strani ma biel, che lo stemma del comune si è rappresentato proprio da un bec, che sarebbe domasto di chiaro, per cui che non sa. E da un arbolo, da un rovolo, è un rovolo che è l'arbolo che ha lo stemma del comune. Sì. Ecco, perché venendo a casa che sbel puesti, veduta tanta coccolars, hai veduta un lenda di fuego anche. Sì, avevano da faiarsi, insomma, d'altra parte come comune, avevano da proprietà boschiva, diciamo. Che anche è come una rendita per il comune, no? Per cui si vive anche di quel. Purtroppo negli ultimi anni, la circostanza che è succeduta al 2018, il disastro che è stato qui, che stiamo pagando scotto, non si riesce a tirarsi fuori dalla situazione. Infatti si fa senza difficoltà a città a cui anche che vengono, no? Porta via legname, tagliare come anche i los news, per cui anche come comune si attingano le entrate che magari si aveva prima.
Si spera di là in davanti, cioè nel senso sia di là in davanti, superare questo momento e pensare che il bosco è una risorsa importante per il comune estero, ma per tutta la Chiarnia. Cioè è una roba che bisogna sfruttare dalla maniera giusta e sarebbe bello anche che si creasse nuove realtà di giovani che mettono in su cooperativa e che si chiappino dopo l'incarico di là a fare questo lavoro per vivi, perché comunque è un'opportunità che può dare essi o duda come una scelta di vita, un lavoro, esatto. Quindi Ecco, che si ha di arrivare a sfruttarlo per formare un lavoro. ecco la realtà di c'è chi viene avuto questo uragano vaia, ha toccato proprio tutto la Chiarnia, e anche il mio comune, come dicevo prima, assistendo a boscaduori, non che non siete, ma è stato danneggiato talmente, un danno talmente grande che proprio non si ha la possibilità di via boscaduori. Però il temperamento del Chiarniello è fuori. Sì. E finché viene operatori giovani, cittadini giovani come che viene Anna Lenisa, e pensi che non vedi in poro. Ecco, prendi là senti Michele, Roberto, c'è molto mai che hanno questa grande passione. Mi piaceva domandare al Sinic, ecco, un comune fiervinta, mi dicevo prima che vi ho il museo dei fossili. Sì. Io ho avuto la fortuna di conoscere oltre 20 anni fa Elio Martinis, che è stato il grande uomo appassionato, che ha fatto scoperto unico qui a livello internazionale. Sì, infatti lui ha lasciato i fossili più importanti che vengono qui e che lo fanno conoscere a livello internazionale appunto. E purtroppo si è mangiato, però è sempre tal pensiero in di non di preon, perché alla fine sono fosse per lui non vorresti che viene comune, non vorresti scoglierci che sia scoglierte. Lui ha stato dato il nome a un fossile che lui ha accettato, no? Il Toracopterus martinisi, che è questo pesce volante, che ha una pinna che gli dava slancio a salta fuori dall'aga per scampare i predatori. E dopo, come fossili importantissimi, sale il Preundatilus buffarini, che è uno dei fossili più antichi che sono stati stati di pterosauro e risalente al Triassico superiore, quindi circa di 215 milioni di anni fa, per cui alle proprie tombe dei principi più antichi, più vecchi, non antichi, più vecchi stati. E dopo sono stati fatti in anni passati che è venuto qui il dottor Fabio Marco Dalla Vecchia, che è proprio un studioso che si occupa di fossili a livello internazionale, che ha presentato un new fossile al Seazadactylus venieri, candidatati resta al 97, dopo sono arrivati ad ora, dopo anni e anni di studi, a fare finalmente una pubblicazione su questo new pterosauro, sempre l'anno passato, che lo viene ospitato lì al Palazzo Rupieri per una serata, insomma, di caso ha spiegato di questo new reperto. Per cui qui sì, la Valle Riosiaccia è riconosciuta dappertutto, non i vince spiccio museo che però insomma è stato il primo a nascere e dopodiché è venuto anche al museo della geologia di Dimpece, che dopo i vengono già portati dei fossi più importanti e dopo lui che fosse investa dal pterosauro è al San Custodista al museo di storia naturale di Udine, no? Quindi diciamo che sì, non si infortunati avere tutto questo materiale importante a livello internazionale, perché si sei più poco, no? Allora vorrei dire sì, l'interessamento di un piccolo comune, sì, ma anche di qualcun altro che al può di sviluppare questo discorso e portarlo in avanti, perché appare strano, ma magari a chi si domanda a qualcuno in Chiarnia, sapete che è stato il fossile più antico dal mondo, qui come pterosauro? No, sapete, a chi non si sa, però a livello internazionale si chiama ogni tanto in caventa nel Strasvai che appunto a Ciri i fossili, perché hanno saputo a San, ieri addirittura sì, dal museo di New York avevamo fatto una mostra sui sauros di Preon, però
Insomma, no? vi capisco, sì, che non è informazione in chiaro. Poca. Informazione dal biel, informazione d'eccellenza, scrivim. Pensando che un paese così piccolo, con 100 persone, che avete che sorto museo qui fosse più antico del mondo, e il fosse il Nucciacaro, dice che si stati. Ecco, l'importante è far conoscere i nostri piccoli, c'è che mi ha contato con me, non sapevi neanche io, a cui manchi, a cui di dover varese da pubblicizzare, da informare. Ma come vince già con te, sentia si unì con la regione, anche perché porta in avanti questo discorso, dopo anche la comunità, l'Uti della Tiarnia, ex già con cara comunità montana, ha fatto questa rete di carri a musei, li cade dentro in nostri musei e quindi attività si fanno, si conoscono. Però come si anche al Geoparco delle Alpi Carniche, quindi si già sta muovendo che sta sempre sul Ministeri, a Iodi che altri stati il museo, quindi un po' di interessamento si sta muovendo, ma è chiaro che la risorsa non piccio eppure la smetti, quindi... Ecco, c'è realtà lavorativa si dà oltre questo che vince a come oltre che sta azienda che come io fradis e non sconteranno. Ma qui viene un alimentare che è gestito di una signora dal Puest, che è già una grande roba, tra l'altro anche a fare servizi a domicili, per cui anche tal brutto periodo che viene come che purtroppo stingiamo passante, a fornisce anche questi servizi che per gli anziani è fondamentale. E qui viene una popolazione che è abbastanza anziana, per cui che servizi di comunità sono in CMO e funzionano. Dopo vi un ristorante, bar-ristorante, che è lui gestito da due di Preon, una coppia, sì, anche a Pazzu sarà come 2 anni, e anche lì insomma funziona bene, una bella famiglia da ore, e si incontra sempre giovani, quindi anche questa è una bella realtà che dopo un periodo che era stata cerata è tornata a Viergi. Dopo i viene la gestione non come comuni, viene a vini prefabbricati, che sono che dal terremoto rinnovati esatto per turismo. I viene una foresteria per gruppi, frus, appunto un vin puesti iet, anche lì di poter doprare. Lui viene un bar lì dal parco giochi, viene un parco giochi, poi frus, due recintate, e anche un barotto, un chiosco estivo, che sono stati dati in gestione a un'azienda, per cui anche lì dice la persona che ha fatto in gestione lavora e sì. Insomma, e viene anche un ristorante estivo, la Valli Preon, il pioniere. Che le storiche che le storiche esatte come diciamo allora qui che vuol venire a Preuma vedo che questo sorto museo unico dei fossi ha chiato anche di poter mangiare ha chiato di poter fare un giro per stiasos anticos diciamo che il vecchio palazzo al municipio il palazzo Lupieri mi pare che è là che la sede del museo che è antico dal 1600 sì e infatti lì lo stiasos vecchiono si può vedere la bieleccio caratteristico architettonico del comune di Preuma. Sì, qualche oltre al Palazzo Lupiere anche a qualche altra chiesa che ha le caratteristiche proprio vecchie, mantenuta. Allora invidi che canusinte, ecco, a me mi ha appena dato che i libri che noi hai consultato. Faccio complimenti per grande voglia di fare cultura, perché la tecnologia va avanti, ma i libri si restano. Sì, che dopo con che vengono torna alla voglia, c'è il fa di sfuea, no? Così c'è là e torna lei, si torna in da ora a pensare anche a con chi le la prima volta rinnovarsi sempre, no? Per cui è una memoria che ti resta sempre. Allora, come lì mi sentite che non dice che giovani gestori, allora dicono che la stalla che sta qui l'ha fatto da un'idea da Vettuccini di Andrea dal comune e la monte anche perché io senti di sostenere seti economicamente che moralmente che due punti. Sì, sicuramente. Dopo insomma se la Inta merita va comunque aiutare e supportare. Insomma che i due giovani stanno dimostrando
di essere in gamba, esatto. Sintinci chi non conto. Va bene, ecco, grazie. Grazie Sorsinic, Anna, buon lavoro, che non la si facile. Insomma. Ecco, e spero che questo nostro piccolo televisione del nostro Chiarnio non era stato ok, fatto tutto di volontariato, che pensi che quest'anno ha 40 anni di vita e non sono puos. No, infatti, ecco, allora, complimenti. Complimenti a cucca al coraggio sì. di tegni duro, sì. come che spugnare in fadu. Sempre, va bene. Grazie, mandi, grazie. E siete prima qui a Preum, per questo bello stallo con tantos chiaros. E gli è gestito dai fradi Roberto e Michele Pace. Pensai, 21 anni, sono gimui. Io penso che siete l'azienda agricola più giovane del Chiarnio. È energico e appassionato. Allora, prendi dalla parabola a che nostri bei poems che sono stati fotografati per film, dagli libri di Ulderica De Pozzo che ha fatto l'anno passato, i ragazzi del 99 e dopo 100 anni dopo. E insomma c'è l'ordoi, c'è onore, c'è bravuro. Allora prendi da sulla parabola a voi i suoi conti un momento che ero considerato la chiaro anni fa, sono giovani sparcheli. Allora, in Chiarnio, oltre che violas vacchios, si tirava su enti piuoros e chiaros. La piuoro pelano, che filado e gugliava e diventava chialcins e maios. La chiaro e iero di puocios pratesos. E lava mangiare erbos fin sotto i crez. Oro di vuio e sarei la falciatrice o la rasa erba al naturale. Per una relazione dal 1880 fatto dal dottor Beorchi a Nigris per commissione di chiesto per chiamare dal commercio di Udin e di Is. Nel distretto di Ampezzo c'erano 3.000 capre. Sarebbero assai in gran numero se non fosse stata perseguitata a morte dalle leggi forestali. La capra era assai utile per l'economia carnica. Le pelli di capretto venivano acquistate la maggior parte dei commercianti tirolesi e poi le mandavano ai conciapelli inglesi e americani che ne ricavavano guanti. Il dottor Beorchi a Nigris riconosceva che le capre danneggiavano i boschi, ma non era dell'opinione della Camera del Commercio che fossero troppe. La capra, dichiarava la commissione inquirente, è sostentamento del povero
che ansioso l'aspetta la sera per mungerla, onde col latte condire la minestra e sostentare i suoi bimbi. Quanto alle leggi forestali, egli vorrebbe che non fossero tanto rigorose, poiché Dio creò più i boschi per la capra che la capra per i boschi. Ecco, questo si diceva dal 1880. Però a me, dal mio paese, a me contavo che anni fa, dal Ciampedi sul quel che in Obergio sottuio, dal mio comune, ero contornato di pezzi e fau, e arrivo su dei forestai. E entro te casero di gente che la stiaros a pascion e sveva roseat la ponto dei pezzi, ruvinante e danneggiante las plantos giovanos. E perché il conte squigniva fa la multa al pastore o al paron de stiaros. L'ufedar, cencio scomponisi, ruadet. Se las stiaros es mangio las pontos de ramaz, vuaitris, aleno dado, ti stai roseando las radis. Ecco, allora se volevi domandare, prima di tutto perché sto scelto di vita, vi ho veduto che la chiara è stato sempre, vi ho messo in bando perché rovinavo il bosco era una risorsa, ma non erano le stiare che rovinavo, perché forestale già io mangiavo prima che cresceva le piante. Ecco, contai-mi, allora Michele, c'è mai 21 anni, questa passione, di metti su uno stallo di che sviene, prendi due troppo stiare. Allora, in tutto 130 stiaras. E vinta da anche avevi 11 anni che per il nostro compleanno avevi domandato a me Mari, no, non si aveva domandato se che avevi voi per il nostro compleanno. E noi abbiamo detto, bah, dai, una chiara per un. Sono lasciato lì che stiaras andare a 3, no? E anche se arrivasse lì abbiamo detto una chiara per un, lui non sa detto, ma la terza la sai qui? No, portiamo invece che no. Era in plenas e anche dopo un po' che hanno fatto i picci, no, i giochi. Vedo che non splaseva e allora ho vinto letto un mag di 25 e dopo da che volte lì come andai in 230. Ma ascolta, tu mi hai da dire la razza, perché anche in gioco di marron, in gioco di blancos e neros, in gioco di giochi, io al che c'è. Allora, vin Soredud, la camosciata delle Alpi, e dopo da 2 anni si vin la Frisa, che è una razza un tic più robuste, fatte per là come tu dicevi tu so dei crest. Ma spieghinos la differenza, il calore, perché tu sei sprati, ma un che non l'ha mai veduto chiaro. Allora, la camosciata è poi portata per fare latte, invece che marron con la stessa nera a schiena, mentre la Frisa è sì di latte, ma sono ridotta anche di chiaro, che è poi robuste, poi ha manco il problema, che anche tu vas a passione, che roba sai, anche so da ploia, che roba lì, sono resistenti. Allora, se tu fradi a mia detto che su ha regalato la stiaros, a toccio di che per vecchio, avevi slubisevon, che l'ero fedara clavais. Allora, c'eri di ricordare che i nostri antenati, che le radici sono che? Sì, avevi il nonno, che era di Clavais, nonno di Memari, che era Pieri, il fedar di lassù, che lo faceva formati, se l'era famosa lassù. Allora questa passione Mario si è dedicata da lui. Sì, vince la passione da lui e come faccio informati io e mio frate. Allora ascolto, vi ho smontato per secondo tempo un mondo che è di proprietà del comune, vi sento Luscini, giovane e che cerca di sostenere su questa lutercia. Sì, che sta insegnando su un tipo di tar, che si faceva in finire scuola e sì, si mi su. Ma contimi che l'ado il passione in mondo. Boh, la stagione là da vonda ben, il tempo un tic valor che pioveva sempre quasi, ma per il resto bene. Qui fase formati, tu o Michele? E facciamo insieme
Ogni dì si impara una nuova e si sempre insieme anche i fasin. Certo che gemete vita e gemete al pensare, a lavorare tarduta loro. E vi fa da scuola a Cividal, ma varios imparata al che ti hai. Sì, dopo e vi fatto 2 anni a Cividale e gli ultimi 3 a Tumiec, a Lipsia, Candoni. E vi imparate anche lì, se no, sì, la base, però si impara sempre alco, ogni dì si impara una nuova. Però mi sto pensando, la scelta di fare prodotti caprini, tutto di partagliamo per fare un scapiccio, di tu. Vanei, è un modo come di mangiare bene, il latte di chiaro, un viaggio era prezioso, pensate che le femmine che non avevo latte da papà e frutti, io tolevo latte di chiaro che era più digeribile. E voi, facevi fatto questa scelta di fare questo prodotto? No, quando eri giovane ci piaceva la chiara perché era in piccoli e la chiara per noi era, sì, ci piaceva. E dopo la chiara, sì, la svacchia l'aveva in ducchi e noi abbiamo voluto buttarsi su la chiara. I prodotti da chiara sono non puissanti ma poi digeribili e tutte una realtà che chi in chiarnia a dover tornare fuori. Ma in là commercializzo questi prodotti, perché si può dire di prodotto di nicchia, non tutti sono usati a savore dei prodotti di chiaro. Allora, noi a Mare che va per i mercati, a Fastumiec, Trieste e Tarcint, e sai, qualche fiesta, qualche sagra, partecipa anche a queste feste e prossimamente faremo anche spazio qui in azienda. Allora ascolto, i fasios formati, squetto, c'è specialità, fasiso con latte di chiaro. Allora, con la di chiaro facciamo il ciuccio principale, dopo la squette, yogurt, stracchino, primo sale, spalmabile e dopo facciamo anche salami di capra. E anche l'insaccato è chiaro, sì. Biado chiaro, c'è finché fa. Che poi vecchie sbiade che non può dire poi si fa il piccio, io certo che sì. Piuttosto che fa la smorì in stale, alle migliori là si fa qualche insaccato. Allora, continuiamo di questo monte de Bergio, no? Non ha detto, quando si sono giovani, non sapeva c'è che la Bergio, ma c'è che stiaccaro di partagliare come la Bergio è l'agglomerato malghivo, in là che la Casero, là che sono le slogios pestiaros, e là che è il Tamer. Io ieri stato un gruppo di anni fa, che ero nati appassionati di chiaro, Sante Rugo, alla suca, ecco, c'è molto ese la vita te Bergio, c'è oro e vaiso, c'è molta funzione. Allora in monti ci vengono assi, si semiegge così, e quando le chialti la smolin adora, perché se no a col chialta patissimo e non mangiano. Quando tornano i molgin, no? Finiti di molgi e portiamo il latte qui in caseificio e trasformiamo il prodotto. Non facciamo lassù, lo facciamo o il prossimo anno o quel di là, perché quindi metti a posto la stanza per formare. E finiti di molgi, portiamo io, facciamo formati e la sera quando tornano dal passone, se non torni tu vai a clamarlas che non si riconoscono bene. Arrivano e molgin e dopo finimo. Allora, come la modernità e non vuol sciera denti né chiaros né vacchios né slogios, la lascia tutto libero. Bisogna che vuoi, così? Allora, no, la sciera in nome di sera, identità loggia, perché lei è anche l'ors, che alle di che zone sa chi e per noi ci resti novità, si la sierim, ma dopo durante il dì sono sempre molato. No, sta dimmi che le Francesco l'ors che il viaggio delle vostre zone. Io è proprio lui, sì. Tu vi vedo? I forestai ci avevano detto che era sora proprio da monta lì, io non sono arrivato io di lui però. Beh, ma là da vive anche lui, dai, basta che di non la sierai, c'è detto? Sì, non abbiamo nessun fastidio, finché la sierim non ci pesa e non c'è problema.
3 litros di latte mulgeno chiaro. Perché io da me ho avuto un vecchio, si rimbaccams, dove avevi in più oro, perché me mari e filavo la lano. Ma la sudanuo e non ero la cultura de chiaro. Enti se oro di buio, i clamim uno placcio de stiaro. Allora, un chiare, buine, oggi il massimo di produzione arriverà a fare 3 litri, 4 litri, dopo qualche dunga, i da mangiare, così arrivano anche a 6 litri, però se che ti fanno 6 litri non è bestia di me in mondo. È meglio che avete un po' di mancul, caletti a passione e tutto, no? Dopo invece che la razza che frisa, che viene, ha un tic mancul di latte, però sì, ha poi chiaro, no? Appena entrato dentro, hai sentito un profumo di urtigol. E hai pensato, a chi non dà insilata, a chi dà fem, urtigol e fem di alto mondo, dal profumo delle erbe officinali. E che fa fem? Ma si lesa a passione, ma si mugios, ma si faceva formati. Allora, il fem, al che viene a fare a chi su e al che non sto a comprare perché non viene in imparati. Io dico come magari viene a recuperare qualche prato di arrivare a fare un no, che sarebbe la nostra intenzione, perché sì, il fem che tu fai a chi su hanno tunchiato a torre. E la nostra sciara si mangia non si contai e dopo roba buona perché sennò il prodotto hanno il ben buono. Il mangiare è la prima roba per avere un prodotto di qualità. Ma sono d'accordo, ma non si non mi vuoi due. Hai veduto Sofia di fuori, uno bello poema di ieri che è venuta da sua mamma, è la tocca di tuo fratello. È la me. La tocca, non ti ne confondi poema, come è? Sì, Sofia è la memorosa, sono 3 anni che stiamo insieme, anche a passione di stare con le bestie e ogni tanto viene a darmi le mani ben che volentieri, non ha nessun problema. Beh, io direi che hai gusto, vedi, gioventù, tanto convinto di questo scelto di vita, che anche le poemos e su vende vor, non è che Uia si dice c'è puccio dalle dame, ma c'è bonca le lu formati. Ecco. Allora, dopo la rina vedi io dal vostri laboratori, tu là che facevi formati. Allora, invece passiamo dei piccoli, dei giochi. Ecco, quando si fa la stiaro, se sono bielo sa vedere, sfigurti quanti sono i giochi. Allora, la stiara si attacca a partorire, a fare da febbraio, febbraio, così, no? E a Nassing vengono fuori, poi io manco la LAN 100-150 giochi e a Pasqua dopo facciamo la selezione. I maschi si vanno a Macel per Cavret e le femmine si la stegnin per riproduzione. Ma so che chi a Preome va adesso la tradizione di stiaro, se come stemma dal comune, via il bec. Sì, Preone è stato il paese dei Becks, si da Sciara, se hanno il stemma dal comune e anche la locanda Vittoria che ha il Beck fuori da... Sì. E hai veduto che vi ho samponi spicchiati, ma non sapevi che la Sciara o i Becks portano i samponi, perché sono più piccoli di sicuro, se no... E scommetto perché anche voi in monta lassù ogni tanto... All'inizio no, inizio stagione, ma verso la fine che attaccano lassù mi tocca a mettere perché sennò non la schiatti poi. Sono furba, se stanno dentro al bosco e non la siono, no? Si io che vanno a mangiare la erba, sì, la suers, che fresca, che anche attacca calante la erba e vanno dentro al bosco. Allora mi tocca chiappare un'ora e mezza e la sua cerilla, ma se no hanno i samponi non la sentono. Ma diavimi una curiosità, Michele, c'è chi ti ha le prime che perseguitavo la stiaro, che rovinavo la sponta dei pezzi. Era vero, si meritavano che persecuzione, che sto sbiados bestios. Mangine la sponta dei pezzi, c'è mangine, oltre che buino erbo. Ma allora, secondo me la chiara è come in monta, a Coventa, perché ormai è diventato un bosco. Varessimo da mangiare che pontas di peso, varessimo da mangiare su tutto che ormai tu hai arbui d'ogni da davanti all'oggia in un po'. La schiara si mangia sì, plas di pui, arbusti, che robe lì, però sì, ti vanno a mangiare anche la erba e tutto, ma per me la chiara ha varese di essi che andano a tagninetto, che ormai il bosco
Nessuno fa spuilegnas, torno già pronto, bosciador san depus. Per fortuna che hanno 4 chiare che arrivano a mangiare un po' di arbori. Ecco, si diceva che la sfueos degli arbori la chiamavo frintum viac, i germogli freschi, sì. Ecco, e sono d'accordo con te. Allora, se io il bec come simbolo del comune, penso che al for vive un casato chiamato il casato d'Estiaros, la Placcio d'Estiaros. Il nostro operatore Celestino ha scritto proprio 4D che ogni fontana a Ciurciuvin di Soro era una Placcio d'Estiaros, no Celestino? E allora so che la chiaro era avendo diffonduto perché chi pensi di puetios pratesos ma di grande vignudo. Sì, la chiara quando è in mondo cioè ti dà lavoro, però io ti vanno al bosco, ti fa tutto, se che commentava ti fa, come hanno lasciato tutto, hanno eliminato le chiare e il bosco è fine di chiesa. Insomma, oltre che l'amore per bestie, si fa anche un servizio ecologico, c'è detto Michele? Sì, e guai novella, se non cambiare mai le chiare con altre bestie. Ma non sta di, mi affezionate. Si affeziona al parola chiara? Te la scognas tutte, sì. Ne sono un nome? Sì, tante sanno un nome, quasi tutte. Beh, come fai la prova? Clamo cacudun, vedi c'è fiet che fa, se ti conosci. Provi. Allora. Ecco. Che lì è il bec, si chiama Preon, perché Preon è il bec alle giovani su Castagno. Che da ora con la magla tappanza e Maria, che è sempre che sta davanti al gruppo anche in monte, e che la smene, tu chiamas Maria, arrivi per prima e tutte da ora che sa. Ma non sta dimmi. Ecco. Dopo è Fiocco, Nerina, Daenerys, Cinquantina, i clami, 219, Zacinta, Uarelutte, Andecchi, Berta, Giulia, io ande non sa chi, ma anche la gioco le sande. Baruffine fra di loro? Io ogni tanto sì, cavilli. E basta un bec con tutto che smacca di chiaro? No, in dai 4 becks. Ottimo. Voi c'è vostro allora pestiare. È che lì è più giovane, poi hai due dall'anno passato, che hanno 2 anni, e uno il più vecchio che hanno da 4. Ogni 2 anni si cambia il becco, stanno e mettono dentro dopo che il friso, per fare l'incrocio che ha mosciato a friso, no? Per avere la bestia poi resistente. E già siamo non ti killato, ma manco il problema, seduto. Il prossimo anno si torna a togliere un altro chiamoccio per non perdere la razza chiamoccia. Ascolta Michele, c'è molto io che la gioventù della vostra età che vi ho fatto questo scelto di vita, che non scelto di soddisfazione, sì, ma anche di sacrifici, e non vi ho sfiestos, non vi ho snuiati. Non vi nuova perché è buono, e ogni dia qui, ma non lo spesa perché sì, è la nostra passione. Se io ho della fare di lavoro, mi sono restare la binora e va e non la io delle bestie. E per te Roberto c'è mi detto? I compagni di lui, sì, non riparessi io là in fabbrica, lavoravo Torres, pareci si erratti in una gabbia. Io spero che questi esempi di questa gioventù vengono copiati da tanti di loro, perché gli è vita, e gli è salute, e gli è energia. E speriamo perché è posca anche passione. E come si chiama qui, tal laboratorio di trasformazione dal latte chiaro. E si proprio tal celar, in dula che sono fattos e stagionados las piecios, piaciutos e formati. Ecco, raccontavi prima Michele Roberto che 100 anni fa chi ha preunto al comune
andero dos bergios, due malghe, andero uno lattario che lavorava 8 quintai di lattindi, pensai, andero 150 vacchios, andero 50 mangios, come che smonta le lat murin. Per fortuna che voi tre due, io venuti qui e gestio con passione questo bielo azienda agricolo. Allora, bielos che sto di là e vim i lavoratori, dove che faccio la trasformazione. Sì, allora noi come che siamo in tal periodo che sta andando la schiera in sud e facciamo una lavorazione ogni 2 giorni, si facciamo 3 forme ogni 2 giorni, poi la scuette e quando abbiamo massa scuette e la facciamo anche fumate, no? I lavori circa come facciamo 30 litri in dì, anche ieri in plena produzione arrivavi a quasi un quintale di latte in dì, con 40 chiaro in produzione. E questo scacciotto da sfagisa su ordinazione, l'alteccio, la stagionatura, c'è domanda il cliente? Beh, allora noi lavoriamo a latte crudo e facciamo forme di 1,5 kg di 2 kg e il cliente gli va bene una piaciuta di 1,5 kg, così, ma dopo me mare che va in marchiazza la sezione e la è a tox. E hai veduto che sono le scueto sfumulados e è tornato di moda la scueto, come avendo preso tanto tal mangiare. E come la scuetta ci rinsoredut che una volta era mangiata dai pulvers e come è avan ruba come. Penso che un fedar di Mondi Paular, che è morta a 90 passò anni, a me contavo quando andavo a fare il parocoro su Pastur, in uno stadio mi è andato di pagamenti o squettos. Pensate che proprio non valevo nulla. Ma no, non ho formati prodotti caprini, ma vivamente insaccati e c'è bene. Sì, allora il bastoncino della pace, il cacciatorino di capra, che è come il salam da Monte Pipicciul, e facciamo anche la spettina, che non si può chiamare pettina perché è già, però lo chiamiamo in cristallo di capra. La pettina è una specialità di Tramonti, però è buono. Sì, anche che abbiamo tante richieste, ormai sono prodotti che hanno un buon valore, a Cirin, la qualità. Come che vi svuotri del resto. Allora si chiama sempre te azienda agricolo dei fradi Gimui, Pace, Michele e Roberto. Ecco, vince un anno, non finisce, che finirà il mese di dicembre. Complimenti per questo vostro voglio di fare. I vios las chiaros ben tenudos tal stallone. I vios i laboratori per trasformazione, dove che veduta dal celar cacciotte. I vios a trasformazione in chiar, che faccio salams e faccio senti atto specialità. Però non tutto finisce qui, c'è chi vios in cantiere. Come vengo in cantiere di fare un capanon per aumentare sia con le schiare e di togliere i purcizi per chiara che dopo i macellini, portano a macellare e dopo i vending per ai mercati e buona. È tutto rubo genuino, c'è detto Michele. Ecco, gli è potuto vedere come che non vi ho scontato, che veramente un gruppo di pulizia e curiosità da mangiare il bestiame, rubo nostrano, rubo di chi. Se noi cerchiamo la qualità del prodotto, perché ormai la gente cerca di mangiare bene, non caragnas. La prima roba è la pulizia perché lavorata al netto, è tutta un'altra roba che lavorata sporca. Ti viene se tu tacca la sa tutto così sporco, ti passa anche la voglia di lavorare. E noi speriamo di continuare così e di là in avanti migliorando sempre più l'azienda. Ecco, questi sono i nostri auguri. Allora, i vostri prodotti non lasciate, ne torniamo a dire, perché noi non abbiamo prodotti di chiaro, ma possiamo vedere qui che tomari e met cartufulos e fagioli. Sì, e viene anche che passione lì
si planta fasui e cartufulas. Me mari a Juventa anche per il merchias e è richiesta anche di robe lì. E una tram sarà lo spazio che la gente potrà venire a Preum a vedere il paese e a comprare da voi questi prodotti. Esatto. Allora siamo arrivati quasi da pe, io sono proprio contento di aver conosciuto questa azienda agricola, tanto in Tiarnia mi dice, ma grazie a videotelecarnia che conosciamo la bellezza del nostro chiero, la positività. E non è vero che la gioventù non ha voglia di lavorare, la gioventù secchiato puesto, secchiato terreno, secchiato sostentamento, cuca sosten, e scintiaso e lavoro volontario qui. Esatto, e io spero che se i giovani sanno vogliono imparare che mi clami, che io clami e che mi venga da una mano, che nessun fastidio. Chi ci viene a chattare e con questo mandi dal bel paese di Preum, mandi.